Schianto tra auto, muore un pedone. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di mercoledì 24 dicembre 2025, notizie che troviamo a pagina 13 del Gazzettino di Belluno. Tragedia lunedì verso le 22:15 a Zuel, una Fiesta si mette sull'Alemagna da una laterale e viene centrata da una Peugeot. Dopo lo scontro una delle auto rimbalza verso il ciglio della strada e centra in pieno un 63enne di Matera. Tragica carambola lunedì verso le 22:15 a Zuel. Lungo l'Alemagna, non distante dall'hotel Rosa Petra, una ragazza di Cortina alla guida della sua Ford Fiesta si è immessa nella statale proprio mentre arrivava una Peugeot condotta da una trevigiana. L'impatto tra le due auto è stato particolarmente violento e una delle due vetture, dopo l'urto, è rimbalzata verso il ciglio della strada proprio nel punto in cui si trovava un 63enne di Matera. L'uomo è stato colpito in pieno dall'auto fuori controllo ed è rimasto privo di sensi a terra. Immediata la richiesta di soccorsi alla centrale del 118, che ha fatto intervenire sia l'ambulanza di Cortina sia l'elicottero di Treviso Emergenza Leone. Inutili tentativi del personale sanitario di strappare alla morte il 63enne. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti da una pattuglia dei carabinieri di Cortina, che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica. Illese le guidatrici delle due auto praticamente distrutte dopo lo scontro, sul posto anche una partenza dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortina, che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte. In quel tratto di strada vige il limite di velocità, ma spesso gli automobilisti non lo rispettano. Non è escluso che lunedì sera all'infrazione commessa dalla guidatrice della Fiesta, che sarebbe uscita da una laterale senza rispettare lo stop, si possa essere aggiunta la velocità dell'altra auto. Un incidente analogo avvenne un anno fa sulla Gordina. Un automobilista che viaggiava in direzione Agordo non riuscì a evitare l'impatto con una Panda uscita dalla stradina che conduce in Val Corpassa. Morì l'anziano conducente, che non aveva rispettato lo stop, ma in sede processuale il giudice riconobbe un concorso di colpa all'investitore. Il perito infatti stabilì che la sua velocità poco prima dello schianto era superiore al limite. Se lo avesse rispettato, probabilmente l'impatto con la Panda avrebbe avuto conseguenze meno gravi. E continuiamo con le notizie presenti su questa edizione del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre la prima pagina del quotidiano bellunese Il Gazzettino. Ovviamente un'altra notizia, un fatto di cronaca giudiziaria: muore una donna, medico indagato. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta sul decesso dell'80enne Maria Kuldric, causato da un'embolia per Ernest Junior Kemnoe in servizio al pronto soccorso di Agordo, avanzata l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Muore un'ora dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso di Agordo. Adesso la procura di Belluno vuole vederci chiaro sul decesso sospetto dell'80enne ucraina Maria Kudric, avvenuto lo scorso 8 dicembre, tanto che ha deciso di procedere all'accertamento autoptico effettuando verifiche sulla salma, che era già stata analizzata per l'esame diagnostico fatto dall'USL 1 Dolomiti. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Claudio Fabris, vede un medico iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. Si tratta del 33enne Ernest Junior Kemnoe, residente a Pavia. L'approfondimento lo troverete a pagina 11. Ed ecco il richiamo della notizia che abbiamo letto poc'anzi come notizia in primo piano di questa edizione di Edicola Belluno, notizia che ci porta a Cortina d'Ampezzo. Carambola fra auto, morto un passante sulla strada di Zuel. L'approfondimento a pagina 13. Caso Cinque Torri, sottratti 25.000 euro dagli incassi. Altro richiamo, in questo caso un articolo a firma di Longhi che riguarda sempre Cortina. Potrebbe aggirarsi sui 25.000 euro l'ammanco di cassa della società Averao, che gestisce l'impianto di risalita delle Cinque Torri. La somma sarebbe finita nelle tasche del dipendente infedele della SRL, che è stato sospeso dal servizio in attesa dell'indagine in corso, che l'indagine in corso venga conclusa. Dalle ultime indiscrezioni non si tratterebbe tuttavia dei soldi incassati dal Cadorino, addetto alla biglietteria proveniente dalla vendita di ski pass, ma di importi minori per le singole corse della seggiovia che dai 1889 metri di Bain de Dones sale in pochi minuti ai 2255 metri delle Cinque Torri. Belluno, sotto indagine per concorso in evasione un 35enne bellunese incinta, ha aiutato il compagno a evadere dal carcere di Trieste e adesso dovrà rispondere dell'accusa di concorso in evasione. A finire nei guai è una donna bellunese di 35 anni, perché in uno dei tanti colloqui in prigione con il congiunto detenuto avrebbe pianificato i dettagli della fuga messa poi in atto il 14 dicembre. L'approfondimento a pagina 2.
La foto di copertina è dedicata al primo cittadino del comune capoluogo. Il sindaco manca dalla scena pubblica da un mese. Oscar De Pellegrini: cerco di tornare prima possibile. Auguri di Natale con l'inevitabile bilancio delle attività effettuate da Palazzo Rosso e con la lista dei buoni propositi per il nuovo anno, ma anche con un messaggio di ringraziamento ai bellunesi per la vicinanza dimostrata al loro sindaco ricoverato in ospedale da un mese. L'approfondimento di Fant a pagina 5. Belluno: finalmente arrivato l'ok ministeriale per il Nevegal, la stagione invernale del Nevegal adesso può davvero iniziare. Ieri è arrivato il nulla osta tecnico di Ansfisa per aprire lo ski lift del campo scuola al pubblico esercizio, quindi non ci sono più intoppi burocratici e oggi è prevista neve insieme a un abbassamento delle temperature che permetterà alla società proprietaria della ski area di mettere in azione l'innevamento artificiale. L'approfondimento di Damiano Tormen a pagina 7. Scarton firma invece questo articolo che troverete a pagina 9, l'avvertenza della Hydro sui tavoli romani. Il prefetto di Belluno Antonello Rocco Bertone ha inviato una nota al Ministero sollecitando il massimo interessamento delle istituzioni affinché la trattativa sulle vertenze Hydro di Feltre ed Edin Bosch di Quero si sposti a livello nazionale. Il fatto che le due crisi aziendali vengano trattate a Roma permetterebbe di avere più forza nei tavoli con i vertici aziendali. Slitta almeno a metà gennaio il debutto della Dolomiti allo stadio di Feltre, articolo di Mammani a pagina 14, Pieve di Cadore, 6 laboratori e 14 nuove aule, inaugurata la scuola di ottici, l'approfondimento di Bolzonello a pagina 13. E ancora Alessia Dallò firma il seguente articolo che troverete a pagina 2, anno d'oro per SIB, 109 milioni da investire dal 2026 al 2028. Presentati i conti del servizio idrico, intanto dietro le quinte la politica mette in discussione il ruolo del presidente Attilio Somavilla. Dal Gazzettino di Belluno passiamo adesso al Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano in questo caso è dedicata a Longarone Fiere, chiamati a rapporto il sindaco Padrini e i nuovi vertici dell'ente che si sono trovati di fronte a una situazione difficile. Fiere: i bilanci in rosso finiscono sotto la lente. Longarone: vertice in regione, Bitonci e Bond, bisogna arrivare a un modello sostenibile. Longarone Fiere: rinviata ieri l'approvazione del bilancio in rosso per 670.000 euro per lasciar posto alla convocazione urgente in regione del Consiglio di amministrazione dell'ente, del sindaco di Longarone Padrin e del presidente della Camera di Commercio Pozza. A chiamarli a rapporto gli assessori regionali Bitonci e Bond, che dietro le formalità di rito sono stati chiari. Con questo incontro inizia un confronto che punta al rilancio della fiera, rendendola però sostenibile. Insomma, basta buchi di bilancio, altrimenti la regione potrebbe arrivare a toglierle i contributi. L'approfondimento di Dalmas da pagina 2 a pagina 3. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio in prima pagina alla tragedia avvenuta a Cortina d'Ampezzo, tragedia in Alemagna. La vettura speronata aveva carambolato, passante falciato e ucciso da un'auto uscita di strada. L'articolo di Gigi Sosso a pagina 34. Viabilità nel caos, traffico super a Cortina, aperto lo sfogo dell'8-0, Cortina, il comune apre l'8-0 in vista delle feste e attiva la viabilità a doppio senso in via Lungoboite e via del Parco con divieto di sosta lungo le strade interessate. Dopo le Olimpiadi è previsto l'adeguamento del ponte Corona di via Battisti, l'approfondimento di Michielli a pagina 35. Il vescovo: i giochi decisi lontano da qui, la comunità ne risente, tanto anzi troppo del percorso decisionale delle Olimpiadi è avvenuto altrove. Il vescovo Renato Marangoni sceglie parole rilevanti, manca la dinamica del parlarne insieme e di coinvolgerci come comunità, non alla fine o alla metà, ma sin dall'inizio. L'approfondimento a pagina 25. La storia: i pompieri salvano un cigno nei guai salvato dai vigili del fuoco. Uno degli esemplari residenti nel lago di Alleghe ieri mattina deve aver improvvisamente deciso di andare a vedere come è fatto il resto del mondo, ma per imprudenza o semplicemente una comprensibile inesperienza si è trovato bloccato su una briglia del torrente Cordevole all'altezza della frazione di Masarè. Spaventato o magari disorientato, lo hanno recuperato i pompieri. L'approfondimento a pagina 33. E la foto di copertina è dedicata invece a un'atleta italiana, la Brignone, zampata olimpica, un test su un tracciato vero, ieri visite al CONI, ipotesi rientro in coppa il 17 gennaio a Tarvisio. L'approfondimento di De Rosa lo troverete a pagina 43.
Richiami di carattere internazionale che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Putin lancia l'offensiva sull'Ucraina, pioggia dei missili russi su Kiev, l'approfondimento di Bagnoli a pagina 10. E ancora il commento, la lezione del Natale contro rancore e odio, a firma di Vincenzo Milanesi, vi aspetta a pagina 10. E il Corriere delle Alpi augura a tutti un buon Natale, tornerà in edicola il 27 di dicembre e anche noi di Radio ABM ci uniamo agli auguri di buon Natale. Anche noi ritorneremo in diretta lunedì 29 dicembre. Auguriamo a tutti voi un buon Natale, a voi tutti e alle vostre famiglie, e se volete sempre in compagnia di Radio ABM. Il nostro palinsesto, la nostra musica va in onda 24 ore su 24 per tutti voi. Ancora buon Natale da Radio ABM, voce delle Dolomiti.